Il sindaco di Castelfranco ha annunciato il ritiro delle sue dimissioni, ma la condizione è il voto di fiducia del Consiglio Comunale e sui 3 appartenenti al gruppo misto è chiaro, non sono più nella maggioranza. Il PD all'attacco, dimostra disprezzo delle istituzioni e attaccamento alla poltrona. Il commento al vetriolo di Sebastiano Sartoretto che sulla tenuta della maggioranza non è così sicuro. Asco Holding, il giorno dopo l'assemblea tira banco la politica, respinto l'assalto alla segreteria provinciale della Lega, la resa dei conti avverrà all'interno del partito, mentre il PD perde la presenza nel Consiglio della Multiutility. Nubifragi, grandi rate e forti raffiche di vento, mattinata difficile nella zona pedemontana e nell'Alta Marca, interventi per piante e rami schiantati in strada. Dopo il caso che ha infiammato il Vicentino, il sindaco di Treviso rassicura qui non accadrà, siamo preparati, da presidente di Anci Veneto lancia l'appello, più comunicazione tra prefetture e sindaci. L'organico di polizia a rischio collasso, la denuncia del SILP CGIL nel giorno della mobilitazione nazionale senza cambi di direzione, tra 5 anni ci sarà un agente ogni 3.000 abitanti. È un 29enne di Treviso, bassanese d'adozione, ad aver realizzato la tuta spaziale per gli astronauti europei, adesso sogna di testarla nello spazio. Prima tappa di Miss Venice Beach a Jesolo, la corona della bellezza è stata vinta dalla 22enne di paese Lorenza Busillo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la politica è in primo piano, l'avete visto anche in diretta nel corso della nostra prima edizione. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha annunciato il ritiro delle sue dimissioni, salvando il comune dal commissariamento e continuando quindi a guidare l'amministrazione provinciale, ma ha anche dettato delle precise condizioni, una su tutte. Ho ritirato le mie dimissioni con la condizione di andare a chiedere un voto di fiducia al Consiglio Comunale. 18 giorni dopo quel post sui social che aveva provocato un terremoto a Castelfranco e in Lega, Stefano Marcon annuncia il ritiro delle dimissioni protocollate il sabato del congresso regionale. Le segreterie provinciali hanno lavorato per ricomporre la crisi, ma è nel confronto di ogni singolo membro della maggioranza con i cittadini che Marcon intende trovare la strada per proseguire. Il sottoscritto si rimette in gioco. Con questa condizione però voglio che sia espressa un voto di fiducia in Consiglio Comunale dove ognuno dei consiglieri si assuma la propria responsabilità. Ciascuno si dovrà prendere pubblicamente l'impegno di sostenerlo, mettendolo nero su bianco, votando entro fine mese il documento di fiducia al sindaco e se sgarrerà ne risponderà direttamente ai cittadini. Perché da famiglia piaccia o meno, la maggioranza dice si è trasformata in una democrazia e in democrazia valgono i numeri, anche se si tratta di un solo voto di vantaggio. Quanto ai fuoriusciti da Lega e lista Marcon è netto. Il gruppo misto non è una forza di maggioranza. Poi faranno quello che reputano più opportuno. Loro non sono più, loro fisicamente si siederanno in staccati dalla maggioranza. Marcon riconosce la spalla offerta dal gruppo Punto d'incontro e la buona volontà di Fratelli d'Italia, per il resto va all'attacco. Altre forze di opposizione non hanno ragionato sotto il punto di vista politico, ma forse abbiano ragionato come ragiona il condor quando gira in cerchio attorno alla preda ferita nella speranza di poterla definitivamente azzannare. Ammette che il post del 24 giugno era parzialmente uno sfogo, invoca in Lega il ritorno a una disciplina di partito senza posizioni personali o fughe in avanti. Quanto all'ipotesi di un reimpasto di giunta a Castelfranco conclude: quando avrò la fiducia farò delle valutazioni rispetto anche ad un cambio di passo da parte della Giunta. È emerso anche nel corso delle nostre riunioni in questi giorni che bisogna in qualche modo cambiare passo. Però non anticipo nulla, non voglio che emergano degli agnelli sacrificali piuttosto che dei capri espiatori magari per questo percorso. Il silenzio, almeno per ora, in queste ore del gruppo misto, al centro delle polemiche in queste settimane. La soddisfazione degli alleati invece di Fratelli d'Italia, l'attacco frontale dell'opposizione. Allora le reazioni politiche alla decisione di Stefano Marcon in questo servizio. È una buona giornata perché il ritiro delle dimissioni, cosa che tra l'altro noi abbiamo richiesto dal primo giorno, scongiura per il comune quello che era lo scenario peggiore, cioè il commissariamento.
Direi che come Fratelli d'Italia siamo anche contenti del fatto che il sindaco abbia condiviso la nostra idea sulla coerenza e sul fatto che le responsabilità amministrative debbano rimanere in capo al centrodestra. Soddisfazione da parte di Fratelli d'Italia. Il governo della città rimane in capo al centrodestra e su questo Guido Rizzo è irremovibile. I cittadini hanno votato questa coalizione ed è giusto che si continui su questi passi. Abbiamo sempre detto che volevamo il ritiro delle dimissioni, che diamo fiducia al centrodestra, perciò sicuramente non siamo noi il problema, ma credo che la fiducia sia un atto che il sindaco giustamente chiede come atto dovuto, l'ha detto lui in conferenza stampa, e da là però si deve ripartire, come ho detto prima, con un cambio di passo importante per dare risposte ai cittadini. In silenzio per ora i consiglieri Pasqualotto, Cattapane e Gatto, componenti di quel gruppo misto diventato il casus belli di questi mesi. A parlare invece con toni molto duri è l'opposizione. Credo sia proprio il disprezzo delle istituzioni interpretandoli a proprio uso e consumo. Avevo detto circa 15 giorni fa ai vostri microfoni che si trattava di una marconata, così l'avevo definita, e marconata è stata, come volevasi dimostrare, come avevo anticipato in questi giorni anche alla stampa. Macron ci ha ripensato, siamo soliti ai ripensamenti di Macron, lo dico con sarcasmo ovviamente, e quindi ha ritirato le dimissioni. Vedremo in Consiglio che cosa ha chiarito con la sua maggioranza. Posizioni poco chiare e un clima instabile all'interno della maggioranza che in città è palpabile. Vedremo gli sviluppi della situazione. Probabilmente Macron difficilmente mangia il panettone da sindaco. Un tutti contro tutti. Non si può, dice Sartoretto, governare così. La città non se lo merita. Non lo merita, anche se lui dice di amarla tanto, ma probabilmente ama tanto il suo posto di sindaco e soprattutto di presidente della provincia. La decisione che il sindaco aveva preso era una decisione problematica sicuramente per la città, però poteva essere anche un momento di ripensamento, perché la Lega in questi anni su tanti fronti non ha operato per dare futuro e respiro a Castelfranco. Ci siamo chiusi e lì siamo rimasti e ora non so se sarà possibile aprire orizzonti in queste condizioni. E poi ci sono altre reazioni politiche, sono le reazioni il giorno dopo l'assemblea per il rinnovo del CDA di Asco Holding, che abbiamo raccontato in diretta nel corso del nostro telegiornale proprio ieri sera con Lucio Zanato. Le considerazioni politiche che tengono banco: respinto l'assalto alla segreteria provinciale della Lega, adesso è inevitabile una resa dei conti che avverrà all'interno del partito, e intanto il PD perde la presenza nel Consiglio di Asco. La resa dei conti in casa Lega da una parte e i nuovi equilibri politici in Asco Holding dall'altra. Lascia dietro di sé lunghi strascichi l'assemblea di Pieve di Soligo per il rinnovo della governance della holding che guida Asco Piave. Nel carroccio ha prevalso la linea del segretario Dimitri Coin. Il blitz per la presidenza dell'ex sindaco di Villorba Marco Serena è sfumato con quest'ultimo, che ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale. Serena non ha nessun motivo per sbattere la porta, era stato il presidente designato da tutto il centrodestra, avevano già preparato una lista che comprendeva il PD all'insaputa del centrodestra, della Lega e anche degli altri partiti di centrodestra. Io ho letto sul giornale che vorrebbe dimettersi da consigliere comunale di Villorba. Questo non ha nessun senso. Quello che Coin considera un inciucio con il Partito Democratico è dunque fallito, ma al di là della scalata ad Asco resta l'intento di Serena e degli altri ribelli della Lega di delegittimare la segreteria provinciale del partito. Questa è stata una lettura che molti hanno dato. Io la vivo da segretario provinciale, queste cose non mi fanno né caldo né freddo, ci sono delle regole che vanno rispettate e ognuno deve avere il proprio ruolo. Il segretario fa segretario, i sindaci fanno i sindaci, e l'obiettivo principale che noi abbiamo è quello di rappresentare i cittadini nelle istituzioni, e quindi non possiamo permetterci di perdere tempo e di perdere anche credibilità con apparenti giochetti di questo tipo. Con l'esclusione dell'ex sindaco di San Biagio Alberto Cappelletto, il PD esce di fatto dalla stanza dei bottoni della partecipata che muove più risorse, basti pensare ai 18 milioni di dividendi redistribuiti ai comuni soci. Per il segretario provinciale Dem Zorzi non era affatto disprezzabile invece procedere con una squadra che comprendesse tutte le anime politiche del territorio. Auspicavamo insomma di poter proseguire quella che è stata una gestione partecipata, condivisa, collegiale, plurale di una società che, ripeto, è patrimonio di tutti, non di quel partito
o di quell'altro partito. A noi resta chiaramente il dispiacere per quello che si interrompe. Saremo chiaramente chiamati a vigilare con attenzione riguardo alle scelte strategiche di una società che, ripeto, può fornire grandi potenzialità e può continuare ad essere patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Entra invece a sorpresa in CDA Fratelli d'Italia con Fabio Crea, parzialmente ricompensato per l'esclusione dalle recenti comunali di Treviso. Ritengo che i sindaci dei comuni dell'Assemblea dei Soci abbiano voluto dare un segnale di, se non di rinnovamento, sicuramente di cambio di prospettiva, soprattutto da un punto di vista soggettivo. Insomma, le tempeste ci sono dopo il rinnovo del Consiglio di Asco Holding e poi ci sono le tempeste, quelle reali, concrete, la mattinata di disagio per i temporali, le forti raffiche di vento, anche la grandine che hanno imperversato nella nostra provincia nella mattina, soprattutto nella zona dell'Alta Marca, schianti di piante sulla carreggiata come a Miano, lo vediamo in queste immagini nel bosco del Medean con l'intervento dei volontari AVAB di Valdobbiadene, interventi anche dei vigili del fuoco sempre per rami o arbusti sulla strada. In alcuni comuni da Conegliano a Pieve di Soligo c'è stata anche una grandinata e appunto tanti interventi soprattutto per i rami che sono caduti, le piante che sono cadute. È probabile, secondo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione, che fenomeni di questo tipo si verificano anche nelle prossime ore e domani, specie sulle zone montane e pedemontane già colpite in queste ore. Torniamo a parlare di emergenza profughi, di caso profughi, di gestione dei profughi. Rimbalza ovviamente anche nella Marca quanto accaduto nel Vicentino nelle scorse ore. La tensione, l'abbiamo raccontato, nel Veneto resta ancora alta. Rassicura invece sulla situazione di Treviso il sindaco Mario Conte, che parla però anche come presidente di ANCI Veneto. Non credo che succederà mai quello che è successo a Vicenza. Rassicura così il sindaco Mario Conte dopo che nel Vicentino il sistema di accoglienza migranti è andato in tilt. Piccoli gruppi di richiedenti asilo provenienti dal centro smistamento di Mestre, lasciati davanti ai municipi di Altavilla e Sovizio, secondo i sindaci, con troppo poco preavviso, creando un vero e proprio cortocircuito del sistema, oltre che non poche polemiche. Un braccio di ferro burocratico tra prefetture e sindaci in attesa del nuovo protocollo d'accoglienza diffusa. Stiamo attendendo la convocazione da parte del prefetto di Venezia. Penso che nei prossimi giorni, la prossima settimana, saremo pronti a sottoscrivere questo protocollo che di fatto è una condivisione di intenti. Scriviamo quelle che sono le regole del gioco per evitare situazioni come quelle di Vicenza o per evitare ancora di più situazioni come quelle che hanno caratterizzato in passato i nostri territori, dove un numero importante di migranti veniva riversato senza regole, senza prospettive, senza futuro, magari in un solo comune o in un solo centro di accoglienza. Richiedenti di asilo che la città di Treviso è pronta ad accogliere. Noi oggi nella caserma Serena abbiamo più di 400 persone e abbiamo altri centri di accoglienza distribuiti nel territorio, e poi abbiamo anche un percorso di accoglienza attraverso il progetto SAI, che è un progetto che riguarda i richiedenti asilo, quelli che hanno già ottenuto lo status di rifugiato politico, e ne abbiamo altri 49. Quindi Treviso sta dando dimostrazione che attraverso una politica responsabile, attraverso il buonsenso, si possono ottenere dei risultati importanti. Saranno 4.000 i migranti attesi in tutto il Veneto, provenienti soprattutto dall'Africa, ed è in questo clima di emergenza afflusso che Mario Conte, in veste di presidente ANCI, fa un appello ai sindaci del territorio. L'appello che faccio è quello di agire in modo responsabile, senza trascurare le proprie comunità, senza stravolgere i propri bilanci, senza mettere a repentaglio la tenuta dei comuni, ma mettendoci anche una mano nel cuore, perché dobbiamo comunque pensare che stiamo parlando di persone che scappano dal loro paese e che oggi vedono nel nostro paese un punto di riferimento e un punto di salvataggio. E poi c'è la questione sicurezza, e nel giorno della protesta, la mobilitazione in tutta Italia degli agenti del sindacato SILP CGIL della polizia, proprio il sindacato nel Trevigiano fa il punto con i dati e i numeri che sono sempre più inquietanti per quanto riguarda gli organici all'osso.
Il dato è veramente impressionante, se si pensa che negli ultimi 10 anni si sono persi circa 150 persone in tutta la provincia e il dato purtroppo non vede un'inversione di tendenza, anzi. Se guardiamo al futuro, infatti, i numeri potrebbero essere ancora più allarmanti. Tra 5 anni il rapporto tra corpo di polizia e cittadini rischia di essere di un agente ogni 3.000 abitanti, una parabola discendente pericolosa che già oggi punta dritto all'emergenza. Faccio un esempio, la sezione polizia stradale, che dovrebbe avere circa 50 persone, sono 28 persone. Una geografia, quella dell'emergenza personale, che tocca diversi punti. Se ci spostiamo nell'ufficio migrazione, ad esempio, tra poliziotti e interinali, sale a 10 il numero di personale non riconfermato. Calcolatrice alla mano, quindi, nella Marca si registra ogni anno un calo di circa 20 agenti in tutto il comparto. Oltre alla difficoltà oggettiva di assumere il personale che servirebbe, anche con assunzioni straordinarie che non si hanno intenzione di effettuare al momento, non c'è neanche la capienza materiale per poterlo svolgere, oltre al fatto che ovviamente se non c'è personale mancano gli istruttori. Quindi è una catena che sta portando al collasso tutto il comparto. Comparto a rischio collasso in tutta Italia. Questa mattina in 100 città la protesta dei poliziotti SILP-CGIL, scesi in piazza e davanti alle prefetture per chiedere nuove assunzioni oltre che un ritocco allo stipendio. Mobilitazione a cui il Corpo di Polizia di Treviso ha partecipato solo da lontano, proprio per mancanza di personale. Noi non siamo stati presenti davanti alla prefettura per senso di responsabilità, in quanto è stato difficile scegliere se mettere il personale in permesso sindacale o farlo lavorare, perché come dicevamo prima le criticità sono molte e il personale non si è sentito di assentarsi in questo momento. Problemi di personale anche nell'amministrazione pubblica. La Camera di Commercio scrive al Ministero della Giustizia e alle altre amministrazioni per mettere a disposizione le proprie graduatorie in un periodo di mancanza cronica di personale. Una volta c'erano le code e le raccomandazioni, ti tiravano le giacche da per tutte le parti. Adesso devi tu fare l'inverso, dire guarda c'è questo bando, partecipa, eccetera. Noi con questo accordo speriamo di poter dare soddisfazione ai nostri giovani. È un contratto integrativo che punta non solo a far star meglio chi c'è già, ma anche ad attrarre nuovi lavoratori, quello approvato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che oltre a potenziare lo smart working e a prevedere un premio produttività di 3.500 euro, ha scritto al Ministero della Giustizia e alle altre amministrazioni pubbliche del territorio in cronica mancanza di personale, rendendo disponibili le proprie graduatorie. Noi abbiamo ad esempio una persona che da anni lavora in tribunale a Treviso e hanno già risposto 2 comuni, uno in provincia di Treviso e uno fuori, il comune di Roncade e il comune di Quarto d'Altino, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. Un forte impulso è stato dato alla digitalizzazione che produrrà un consistente abbattimento dell'uso di documenti cartacei. 6 milioni di timbri ovviamente fatte con le macchine, però 3 persone dedicate a questo, quindi 3 persone dedicate a controllare che la macchina funzioni e non può andare avanti così. Al giorno d'oggi il governo ha puntato molto, questo governo ma anche i governi precedenti, nella digitalizzazione. Ovviamente bisognava arrivare a chiudere questa partita anche perché è un costo. Non solo per metterli, ma anche nel mantenimento, perché ci sono dei siti locati a Padova, ad esempio, dove tutte le carte sono bloccate lì e c'è da pagare l'affitto. Attrarre giovani significa anche favorire la conciliazione della sfera professionale con quella personale. Potrebbe essere un asilo tra le amministrazioni pubbliche, quindi mettiamo assieme questura, prefettura, Camera di Commercio, comune, la provincia. Un'operazione che potrebbe concretizzarsi proprio con la riqualificazione della sede di Piazza Borsa, che la prossima settimana dovrebbe compiere nuovi passi in avanti verso l'effettivo avvio dei lavori. E a proposito di contratto integrativo, dopo anni di trattative alla San Benedetto di Scorzè e Paese è stato siglato l'accordo. Trovato l'accordo e la San Benedetto di Scorzè che permetterà a oltre 1.000 dipendenti di consolidare un'integrazione che negli anni è cresciuta. Nei mesi scorsi hanno lavorato per raggiungere l'intesa, poi sottoposta all'Assemblea dei lavoratori di Scorzè e Paese che l'hanno approvata. È stata una trattativa non facile, tanto che abbiamo dovuto attivare uno stato di agitazione.
alla fine siamo riusciti a trovare un accordo che consideriamo soddisfacente. Migliorativo rispetto a quello di 5 anni fa, perché nonostante i problemi oggettivi consideriamo San Benedetto un'azienda in salute e quindi è giusto che i lavoratori abbiano un ritorno economico sotto forma di premio. L'ultimo rinnovo risaliva al 2018, ma nel frattempo molte cose sono cambiate tra pandemia, guerra, inflazione e il rincaro di materie prime e costi energetici. Ci sono varie aree all'interno di questo accordo. C'è un'area sicurezza dove abbiamo destinato 100 ore in più per gli RLS, c'è un'area indennità varie soprattutto per i reparti che portano un certo disagio ai lavoratori e anche il reparto impiegatizio. Un'area bilanciamento vita e lavoro dedicata agli impiegati. Entro il 31 dicembre 2023 faremo un accordo ad hoc per lo smart working. Un'area welfare, abbiamo dedicato, passiamo dall'1,7 al 2% per chi è iscritto al fondo di previdenza complementare e 100 euro per migliorare le prestazioni del fondo sanitario FASA. E infine un'area SVO, dove passiamo dagli attuali 2.500 euro a 2.700 euro per il 2023-2024, 2.800 euro per il 2025, 3.000 euro per il 2026. Torniamo alla cronaca. È entrato in un colorificio di Zero Branco fingendo di dover acquistare del materiale, ma una volta arrivato in cassa ha distratto l'addetto alle vendite riuscendo a rubare 550 euro da un borsello che veniva usato per dare i resti ai clienti. Un 63enne padovano è stato identificato però e denunciato dai carabinieri grazie alla testimonianza del cassiere ma anche alle telecamere di videosorveglianza. Adesso la soddisfazione degli autotrasportatori trevigiani dopo l'annuncio importante, l'abbiamo dato ieri, della presentazione del progetto definitivo del nuovo tracciato di accesso per il ponte di Vidor. È una bella notizia perché si va a modificare quella strettoia che è il ponte di Vidor. Una strettoia che attualmente con i mezzi che ci sono adesso diventa pesante affrontare. Una richiesta che va avanti da anni, quella dei sindaci e degli autotrasportatori, per rendere il ponte di Vidor un punto di transito sicuro. Troppe, infatti, le vetture che ogni giorno vi transitano. Più presto si fa, meglio è. Si fa in 6 mesi, benissimo, si fa in un anno, bene lo stesso. L'importante è che si muova qualcosa e non si stia a guardare e a piangere dopo gli incidenti. Un ponte stretto che crea disagio ai mezzi pesanti, costretti quasi a fermarsi quando si incrociano con altri autoarticolati. Per non parlare della sicurezza per i ciclisti, difficile se non impossibile mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri. Situazione che si è aggravata con l'aumento del traffico derivante dalla pedemontana. Col discorso della pedemontana che non ha nessun servizio interno, ma la gente deve uscire per i servizi, per poter mangiare, per poter parcheggiare, per poter fare qualsiasi altra cosa, perché non ci sono servizi in pedemontana, devono uscire, allora il traffico si è addirittura intensificato. Allora, intensificando il traffico è ovvio che si intasa molto di più il ponte e quella strettoia diventa difficile. Da Confartigianato il presidente Fausto Bosa torna sull'importanza che un progetto del genere venga portato avanti. Soddisfazione anche da parte delle associazioni di categoria per la presentazione del progetto entro fine anno. Fondamentale per il territorio è la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese che vi operano, commenta Bosa. Grazie ad alcuni studi specifici portati avanti sulla pedemontana e sulle conseguenze che avrebbe avuto sul nostro territorio, da anni ribadiamo che lo snodo di Vidor avrebbe subito un aumento di traffico, cosa che sta accadendo e che richiede un intervento tempestivo sulle infrastrutture per la gestione più fluida della viabilità. Punto di vista condiviso anche dal presidente degli autotrasportatori. Quando ci sono strettoie, quando ci sono punti difficili, significa aumento degli incidenti. Quindi cerchiamo di levare questa strettoia, è ovvio che dopo gli incidenti saranno meno frequenti. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta. È un 29enne di Treviso, bassanese ed adozione, ad aver realizzato la tuta spaziale per gli astronauti europei dell'ESA e adesso sogna di testarla ovviamente nello spazio. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? Abbattere i confini, aprire lo spazio ai sogni
proprio così, Alberto Piovesan è riuscito a diventare l'uomo delle stelle e magari presto riuscirà anche a vederle. Fino, chissà, magari a poter testare in prima persona quella che è la tuta anche spaziale. 29 anni, trevigiano d'origine ma bassanese d'adozione, Alberto Piovesan ha vinto un contest europeo per realizzare la tuta spaziale dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. I primi passi sono stati in dainese, con le tute da moto, arrivando a vestire campioni del calibro di Valentino Rossi. Poi il grande salto, è proprio il caso di dirlo, nello spazio. Ho quasi toccato le stelle attraverso un concorso organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, che era alla ricerca di un nuovo linguaggio, anzi una nuova tuta che fosse immediatamente identificativa di quella che è proprio l'Agenzia Spaziale. Detto fatto, la tuta di Alberto è fra quelle scelte in tutta Europa per diventare la tuta ufficiale dell'ESA. In questa prima fase ci siamo concentrati prima di tutto su quella che era la visual identity, quindi riuscire a garantire una soluzione tecnica ma soprattutto estetica che fosse immediatamente riconoscibile come europea. Perché? Perché ci sono tante sicuramente realtà, anche soprattutto extraeuropee, che stanno crescendo molto in fretta, quindi per prima cosa ci siamo concentrati sull'aspetto estetico. Ora, assieme a quelle che sono le altre proposte, andremo molto probabilmente ad entrare più nel dettaglio di quella che è la tecnologia e la tecnica impiegata in queste tute. Quello che direi ai giovani, che dico a me stesso, è di diciamo, fare ciò che ci si sente, cioè ciò che ci appartiene. Dalle stelle dello spazio alle stelle della bellezza, e allora la prima tappa di Miss Venice Beach a Jesolo è stata vinta da una 22enne di Paese. E siamo proprio qui a Jesolo, in piazza Milano, con lei che l'anno scorso ha vinto questa tappa, ma soprattutto si è portata a casa il trono. E dopo un anno cederà la corona alla nuova Miss. La prima tappa jesolana è stata vinta dalla trevigiana Lorenza Busillo di Paese, seguita dalla vicentina Benedetta Kovacevic di Tiene e al terzo posto la padovana Serena Forzutti. La numero 7, Serena Forzutti! La numero 12, Benedetta Kovacevic! Surprise! Alla prima tappa di Miss Venice Beach vince la numero 8, Lorenza Busillo! 13 le concorrenti in gara che si sono esibite, raccontandosi attraverso prove di talento, moda, fotografia e interpretazione. Migliaia le persone in piazza per seguire lo show presentato da Elisa Bagordo per 3 ore di spettacolo senza freni in un crescendo di emozioni. Un pubblico caloroso che ha seguito fino all'ultimo la serata iniziata con le Majorette di Jesolo, che hanno proposto sul palco le coreografie degli europei che hanno permesso di classificarsi quarte. Prossimo appuntamento venerdì 21 luglio in piazza Matteotti a Caorle per la seconda tappa. Prima di passare alle notizie dal Bellunese, vi ricordo la programmazione di questa sera su Antenne 3 dalle 21:15 con la nostra storia, e vi dico che gli ospiti di questa sera di Lucio Zanato saranno il presidente di Asolo Musica e storico vicepresidente del Teatro Comunale di Treviso Maurizio Jacobi e il presidente dei Trevisani nel Mondo Franco Conte. Dalle 21:15 torneremo a ripercorrere la vicenda del vino al metanolo nella Marca, ma anche gli anni dello splendore del Partito Socialista trevigiano. Poi nella seconda parte rivedremo il comune di Resana degli anni '80, ma anche le tante tappe dell'associazione voluta e fondata da Don Canuto Toso Trevisani nel Mondo, che quest'anno festeggia i 50 anni dell'attività. Dunque appuntamento da non perdere questa sera con la storia, la nostra storia, alle 21:15 con Lucio Zanato. Adesso noi invece andiamo nel Bellunese.
E c'è la cronaca in primo piano, i tentacoli della criminalità organizzata pronti ad allungarsi nel territorio bellunese. Questa è la chiave di lettura dell'operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa a vario titolo, estorsione e tentato omicidio aggravato. E una delle persone arrestate si trovava a Cortina d'Ampezzo. Matteo Pandolfo in provincia di Belluno svolgeva l'attività di muratore, uno sfasciato in gergo palermitano, un pesce piccolo, comunque incaricato nel 2021 di fare il guardiano ed esattore della borgata di Sferracavallo, poi caduto in disgrazia e in esilio forzato. Pandolfo è uno degli 11 arrestati alle prime luci dell'alba di oggi nell'ambito di una operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che si sono spinti fino nella provincia di Belluno per sferrare un nuovo colpo alle famiglie di Tommaso Natale e Partanna Mondello. Ad arrestare e portare nel carcere di Baldenic Matteo Pandolfo, di 47 anni, sono stati i carabinieri di Palermo che, con il supporto dei colleghi di Cortina, hanno rintracciato l'uomo che proprio nell'ordinanza di oltre 300 pagine del GIP viene definito guardiano ed esattore. 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamani, 8 in carcere, 3 domiciliari con braccialetto elettronico. In carcere è finito tra gli altri il nemico giurato numero 1 di Totò Riina, Michele Michalizzi, di 73 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata con l'aggravante del metodo e delle modalità mafiose, nonché per tentato omicidio aggravato. Sull'operazione è calato il silenzio delle istituzioni bellunesi. Che le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 siano davvero l'obiettivo concreto delle organizzazioni criminali sembra assodato, sia ormai più di un sospetto, tanto più che dalle intercettazioni emerge proprio la volontà di rincorrere fondi e capitali prontamente disponibili come i bandi dell'Unione Europea. I tentacoli di mafia, camorra e 'ndrangheta dal litorale veneziano potrebbero essersi già allungati fino alla montagna e adesso sì, è il caso di alzare la guardia. E adesso la strage di Santo Stefano di Cadore. Anche il Comune di Venezia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Marco Mattia, il piccolo Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi, lo ricordiamo, in diretta nella nostra emittente venerdì. I funerali dalle 10:30, saremo in diretta a partire dalle 10 del mattino e poi domani sera invece la fiaccolata alle 21:15. Abbiamo valutato l'importanza di dichiarare il lutto cittadino per venerdì durante le esequie delle 3 vittime. Ovviamente noi siamo legati come comunità a queste famiglie, la famiglia Potente, la famiglia Zuini, la famiglia Antoniello. Il lutto cittadino è stato proclamato anche dal comune di Santo Stefano di Cadore, che venerdì presenzierà con una rappresentanza ai funerali delle 3 vittime, così come il comune di Marconi, in cui Marco Antoniello era stato residente alcuni anni fa. I funerali saranno celebrati da Don Giuseppe Simoni per volere della famiglia Potente alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro. La nostra emittente trasmetterà la funzione in diretta a partire dalle ore 10, anche per facilitare la partecipazione di chi viene da lontano o per i più anziani, viste le temperature elevate di questi giorni. Siamo colpiti nel cuore, colpiti nell'anima. E quello che posso ricordare in questi giorni che ho visto Elena Potente è l'appello che ci ha fatto di essere vicini alle loro famiglie in questo momento. E la forma di domani sera, quella della marcia silenziosa, della fiaccolata che le maestre della scuola materna a Maria Immacolata hanno subito promosso, credo che sia la forma migliore. Chi può venga domani sera, sarà una marcia silenziosa che partirà dalla scuola materna Maria Immacolata della parrocchia Sant'Andrea e si snoderà fino a Dese, perché le 2 famiglie erano residenti tra Cassolaro e ovviamente Dese, quindi è un momento in cui la vicinanza è importante per queste famiglie. Intanto il comandante della Polizia Locale di Venezia, Agostini, ha emanato un'ordinanza con modifiche alla viabilità in via Altinia e Cassolaro. Dalle 8:30 alle 13 di venerdì e comunque fino a cessate esigenze sarà vietato transitare e sostare in via Altinia fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto mezzi di soccorso, pronto intervento e veicoli autorizzati. Vietato transitare in via Cassolaro dal civico 2 all'intersezione con via Carezzonico.
Torniamo a Belluno, sembrava potesse essere tutto rose e fiori, invece le prime mosse del nuovo consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti stanno lasciando l'amaro in bocca ai soggetti che stabilmente si occupano dei cartelloni della stagione teatrale. È il caso di Slow Machine, che dopo 10 anni di attività potrebbe cancellare Belluno Miraggi. Abbiamo saputo 2 giorni fa della riduzione drastica del contributo a sostegno dell'attività della stagione Belluno Miraggi, che da 10 anni porta il meglio della scena contemporanea a Belluno, con una crescita del pubblico, un ricambio generazionale. 3.000 euro di contributo, oltre al pagamento di una quota pari al 30% degli affitti del teatro comunale. Nel quartier generale di Slow Machine, in via del Piave a Belluno, si sono sentiti scricchiolare il terreno sotto i piedi. Il consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti ha comunicato la drastica riduzione del contributo annuale ai residenti, oltre a Slow Machine, Tib Teatro e Circolo Cultura e Stampa Bellunese, a fronte di un cartellone di spettacoli di primissimo livello. Siamo molto spiazzati rispetto al programma che era già avanzato e degli accordi già presi, ma dall'altra anche molto preoccupati perché se l'investimento sulla cultura è questo, ci chiediamo come mai queste cifre irrisorie, quasi offensive. Ieri 3 residenti hanno incontrato l'assessore alla cultura di Belluno a Damiano per condividere riflessioni rispetto al futuro e alla programmazione collegata. Sono emerse preoccupazioni per le difficoltà economiche e per i costi di gestione che i 3 soggetti dovranno sobbarcarsi. A Damiano, che con il suo assessorato dà un indirizzo politico alla Fondazione, si è impegnato a verificare nuove opportunità di collaborazione con i residenti che hanno proposto, oltre al prossimo bando, un accordo di programma o una convenzione diretta con il Comune. Intanto sarebbe interessante sapere cosa farà la Fondazione del contributo di 100.000 euro erogato proprio dal Comune e se è vero che il finanziamento sarà destinato almeno in parte alla copertura del compenso per la direzione artistica della Fondazione stessa, che il presidente Massimo Ferigutti ambisce ad assumere. Questi 3.000 euro di fatto possiamo dire che mettono a rischio la vostra stagione teatrale? Ma totalmente, ma mettono a rischio anche la volontà di partecipare alla residenza. È un peccato. Noi, notizia dell'altro giorno, abbiamo appena vinto un bando della Regione Veneto per Cultura in Rete, in cui faremo un progetto con Treviso, la Val Visdente, e quindi la progettualità di Slow Machine andrà avanti. Gli spettacoli che stiamo portando in giro a Milano stanno avendo del successo. È veramente un po' triste che questo tipo di relazione, diciamo, si instauri e magari si chiuda in questo modo. Meno 2 giorni ormai al primo Belluno Pride previsto sabato pomeriggio, un momento importante, dice il gruppo organizzatore dell'evento, perché anche nel territorio bellunese la situazione del riconoscimento dei diritti è complessa e va a affrontare perché la discriminazione e la violenza esistono. Una serie di screenshot dalle storie del Belluno Pride su Instagram. Gli organizzatori domandano perché è importante fare un Pride nel capoluogo. Le risposte sono eloquenti. Si chiedono in primo luogo dialogo e coesione, un territorio da cui la comunità LGBTQIA+ non vuole scappare. Diritti basilari, la creazione di una comunità per chi si sente perso, perché l'amore è amore per tutti. Basterebbero solo queste prime considerazioni per far allentare tensioni e polemiche che invece continuano ad imperversare. Sotto la lente il manifesto redatto a più mani, non necessariamente appartenenti alla comunità, che tuttavia esiste ma viene ignorata. Non è stato spiegato che cosa non vada bene o crei polemiche del manifesto. Ovviamente quando le cose sono scritte e sono frutto di un'intelligenza collettiva, come in questo caso, probabilmente rappresentano la complessità della realtà, e questo ha purtroppo creato distanza da parte delle istituzioni. Sabato pomeriggio dalle 14:30 partirà il corteo che si snoderà nel centro cittadino. Penso che Belluno sia l'ultimo capoluogo del Veneto ad aderire a manifestazioni come il Pride. Noi appunto siamo un gruppo di amici che siamo nati l'anno scorso dopo la morte di Chloe Bianco, e abbiamo sentito l'esigenza di creare un punto d'appoggio per le persone del bellunese anche qui. Di diritti c'è bisogno anche a Belluno e il Pride sarà occasione per conoscerli. Numerose le adesioni anche della cittadinanza, che si mostra in queste ore incondizionatamente libera e allenata al pensiero critico. Sicuramente la realtà non è tutta fatta di discriminazione e di violenza, ma la discriminazione e la violenza esistono ed era giusto raccontarle come base per provare a creare un territorio migliore, ribadisco, non solo da parte di chi fa parte di questa comunità, ma di chi ha a cuore il territorio più in generale.
Chiudiamo con un appuntamento importante che riguarda la nostra programmazione domenica sera alle 19. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione della peste. Parliamo della festa del Redentore. E allora domenica 16 luglio dalle 19 in diretta su Antena 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Quindi appuntamento alle 19. Per l'occasione, visto l'orario, il telegiornale di Treviso di domenica sera andrà in onda dopo la messa del Patriarca, questo domenica 16 alle 19. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno forte, lo abbiamo visto con l'arrivo di qualche temporale. Instabilità anche nella giornata di giovedì 13 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile, avremo rovesci sparsi dapprima sulle zone montane e poi anche in pianura. Migliorerà un po' dappertutto entro la notte. Clima ancora caldo ma con valori in moderata diminuzione, temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo precipitazioni un po' dappertutto, alternate a schiarite. Qualche temporale potrà essere anche forte, in serata tempo più stabile su tutte le zone. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo probabili rovesci e temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.